Buongiorno, ben ritrovati con una nuova puntata di Linea Diretta. Il titolo di oggi si chiama Chiariamo il fisco. Siamo in un momento di scadenze importanti, per quanto scadenze fiscali importanti in questo periodo. In primo piano la denuncia dei redditi, ma anche la questione IMU con la sospensione per alcune categorie della rata di giugno, quindi si parlerà poi a settembre. Ci sono delle novità, delle cose da chiarire, e qui con noi oggi per discutere di questi argomenti che interessano a tante fasce della popolazione c'è Monica Sartori, responsabile fiscale del CAF CISL di Verona. Buongiorno. Buongiorno. E Michela Zorzetto, invece responsabile fiscale del CAF CISL di Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Io direi subito di cominciare chiarendo che cos'è il CAF e dove si trova, intanto, giusto per fare una panoramica intanto, e poi approfondiremo i servizi. Allora do la parola subito a Michela Zorzetto. Grazie. I CAF sono centri di assistenza fiscale, in Veneto sono dislocati in tutte e 7 le province, con uffici praticamente in ogni comune relativo alla provincia. Diamo assistenza fiscale, nel senso che a noi si rivolgono i cittadini che hanno bisogno di fare moltissime cose. In questo momento stiamo facendo le dichiarazioni dei redditi, modelli 730, poi faremo il modello unico, il modello ISE, i RED, poi nello specifico spiegheremo quali sono, cosa significa tutte queste sigle. Diciamo che siamo un punto di riferimento per tutti coloro che diversamente dovrebbero rivolgersi agli uffici pubblici, e quindi i centri di assistenza fiscale accolgono i cittadini, elaborano le pratiche e poi hanno il compito di trasmettere telematicamente alle varie amministrazioni le dichiarazioni che fanno. Allora, visto che abbiamo già la grafica in primo piano, allora potremmo già iniziare a spiegare bene quali sono i servizi erogati dai CAF, partendo appunto dalle dichiarazioni dei redditi con i modelli 730 e modello unico. Iniziamo però con delle novità, sempre con la grafica. Per quanto riguarda l'ISE, ci sono delle novità importanti, delle ultime direttive che arrivano dal governo. Possiamo spiegare? C'è una novità importantissima per le persone che sono in difficoltà, quindi il governo ha pensato attraverso il modello dell'ISE, quindi bisogna comunque passare dal modello dell'ISE, per tutte le persone che hanno perso il posto di lavoro o hanno problemi di handicap in famiglia, che sia possibile, se non arrivano a 30.000 euro ISE, che è un valore abbastanza alto, quindi una famiglia ordinaria ci potrebbe rientrare, c'è la possibilità di sospendere per 18 mesi la rata del mutuo per la prima casa, quindi è una cosa molto importante, insomma, in questa situazione di dramma lavorativo un po' per tutti. Questa è un'opportunità importante per le persone che hanno naturalmente il mutuo per la prima casa e che sono in mobilità, in cassa integrazione, in difficoltà lavorativa. Dovete venire al CAF, vi facciamo l'ISE è assolutamente gratuita, e poi c'è un modellino da compilare da consegnare alla banca dove voi avete il mutuo. Ecco, 30.000 euro di ISE, 30.000 euro di valore ISE. Ma comunque è pur sempre una cifra alta, e rientrano anche molte famiglie, magari anche con più figli, quindi questa è una novità che fa di certo... Sì, fa piacere alle persone, perché insomma 30.000 è un valore consistente, quindi due persone che lavorano, che hanno il mutuo, che il mutuo è un valore che abbassa il reddito dell'ISE, i bambini abbassano il valore del reddito dell'ISE, quindi insomma una situazione di famiglia ordinaria, non dove sono 2 dirigenti bancari, sicuramente questi soggetti, se uno di 2 ha perso il posto di lavoro, c'è questa buona opportunità, quindi potete telefonare, vi diamo le informazioni, prendete appuntamento, è una cosa da fare prima che si può. Ecco, tra le altre funzioni del CAF, i servizi del CAF, c'è anche la questione dei CUD, e adesso in arrivo, lo diciamo soprattutto anche per i pensionati, c'è il RED, le certificazioni reddituali, che fra pochi giorni dovrebbero arrivare. In che modo? Allora, sono iniziate le spedizioni di l'unica cosa che l'INPS quest'anno spedisce a casa ai pensionati, perché ricordiamo, i pensionati lo sanno di sicuro, che quest'anno l'INPS non ha spedito i CUD, le certificazioni reddituali, ai pensionati, e non le spedirà a nessuno dei cittadini che hanno... Non solo i pensionati, diciamo ci sono anche altre categorie che... Certo, tutti quelli, tutte le casse integrazioni, le mobilità, le disoccupazioni, tutto quello, il denaro che l'INPS eroga.
I cittadini ovviamente attraverso il PIN, se lo hanno personalmente, arrangiarsi a stampare il CUD, oppure diversamente vengono ai CAF, i quali hanno ovviamente gli accessi per la stampa dei CUD. Quello che l'INPS spedisce invece sono i RED, cioè dichiarazioni, certificazioni che arrivano non a tutti i pensionati, ma ai pensionati che oltre alla pensione dovuta dalla contribuzione propria hanno un'integrazione, possono avere assegni familiari o maggiorazione sociale. Il RED è una certificazione che il pensionato deve fare per dichiarare, oltre alla pensione che ovviamente l'INPS già conosce in quanto la eroga, quali altri redditi posseggano. Devono fare i RED anche se non hanno nulla oltre la pensione, quindi devono venire al CAF con la lettera che stanno ricevendo in questi giorni e il CAF compilerà il modello dichiarando non ho nulla oltre alla pensione, oppure ho la casa di abitazione, ho altri fabbricati o qualsiasi altro reddito il pensionato possegga. Ecco, con la grafica abbiamo visto anche gli altri servizi. In questo periodo di crisi ci sono persone, categorie che si rivolgono maggiormente a voi? Quali sono le domande o i problemi con cui vi scontrate quasi quotidianamente? Sicuramente abbiamo un mondo di persone che per esempio sono in difficoltà anche a fare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 perché hanno perso il posto di lavoro e quindi se tu non hai una busta paga non puoi fare il modello 730, se hai diritto a dei rimborsi devi aspettare con il modello unico che è l'alternativa degli anni. In questo caso però c'è l'INPS che ci dà una mano, nel senso che se queste persone che non hanno più un datore di lavoro riescono comunque hanno percepito qualcosa dall'INPS nel 2013, l'INPS in un termine tecnico ci fa da sostituto, cioè l'INPS accetta il 730 di tutte le persone per le quali nel 2013 sta erogando qualunque tipo di reddito, quindi queste persone possono comunque presentare il 730 attraverso l'INPS, lo arriverà a settembre, non a luglio come sempre, però meglio settembre che aspettare qualche anno. Parlando di costi, che costi ci sono? Cioè, le persone che si rivolgono a voi hanno dei costi, devono sostenere dei costi? Noi siamo una società, siamo delle società pur collegate al sindacato, ma siamo delle società, quindi noi fatturiamo. Ogni città ha le proprie tariffe, quindi faccio fatica adesso a darvi una spiegazione, comunque ogni città ha le proprie tariffe, diciamo che sicuramente sono costi diversi da quelli di un consulente, quindi costiamo meno e naturalmente privilegiamo gli iscritti al nostro sindacato, quindi l'iscritto alla CISL ha diritto a tutti i nostri servizi più o meno al 50% del costo rispetto al non iscritto. Ecco, abbiamo fatto il punto di che cos'è il CAF. In questo periodo si sta parlando soprattutto dell'IMU, è una cosa che preoccupa tantissime persone, ci sono state delle sospensioni, la notizia di pochi giorni fa, c'è ancora molta confusione, bisogna far chiarezza a chi può ottenere questa sospensione di cui si parlerà poi a settembre, chi invece dovrà pagare la prima rata e chi poi magari l'ha già pagata e quindi adesso deve fronteggiare dei disagi. Allora, iniziamo con il far chiarezza su adesso la sospensione, quindi chi non pagherà l'IMU a giugno. Allora, al momento c'è una certezza, e cioè che le persone che hanno un'abitazione principale sono i soggetti che non pagheranno a giugno la prima rata, in attesa della decisione del governo che entro il 31 di agosto dovrebbe ribaltare l'intera normativa. Vorrei ricordare che per abitazione principale si intende non l'unica casa che un soggetto possiede, ma la casa dove questa persona abita. Alla casa naturalmente sono agganciate quelle che noi chiamiamo le pertinenze, cioè il garage, la cantina, eccetera. Anche in questo caso vorrei precisare che se però una famiglia possiede 2 garage, l'esenzione c'è solo sul primo, quindi il secondo garage deve essere assolutamente pagato. Questo ci tenevo a dirlo perché molte persone secondo me pensano di essere salve. Il secondo garage, la seconda pertinenza in termini tecnici, deve assolutamente essere pagata entro il 16 di giugno, anche se in realtà siamo tutti propensi a pensare che il governo ci dia una mano e quindi che si riesca a pagare entro il 28 di giugno senza nessuna sanzione. La sospensione, se non sbaglio, riguarda anche i terreni agricoli e le case rurali, giusto? Esatto, quindi chiariamo anche che si tratta di una sospensione. Sì, ecco, nel senso che proprio la chiarezza anche nelle terminologie che spesso vengono usate, ma non tutti sanno effettivamente cosa significa. Esatto, il governo ha deciso di prendersi il tempo, come diceva Monica, fino al 31 agosto, anche se la scelta di agosto è un po', in Italia di solito in agosto si chiude per ferie, comunque vabbè, evidentemente hanno intenzione di lavorare sodo.
E quindi sì, c'è una sospensione rispetto al pagamento dell'IMU dei proprietari dell'abitazione principale e pertinenze, così come Monica chiarisce, quindi UNCI 6, UNCI 2, UNCI 7, tecnicamente sono al massimo 3 pertinenze legate all'abitazione principale, per chi possiede terreni agricoli e per tutto il mondo agricolo, quindi fabbricati rurali o immobili strumentali legati appunto al mondo dell'agricoltura. Devono invece pagare con le scadenze del 17 giugno e quasi sicuramente prorogate al 28, ma non è ancora ufficiale, quindi questo è quello che i CAF hanno chiesto, perché rendiamoci conto anche della mole di lavoro che noi dovremo affrontare nei prossimi giorni, nel senso che i tempi della politica per prendere decisioni sono tempi loro, e spesso non si tiene conto poi che tutti i cittadini devono in brevissimo tempo adempiere alle decisioni che la politica ha preso. Quindi se abbiamo un po' di respiro e riusciamo a fare con calma per evitare errori entro il 28 giugno, meglio. Quindi entro il 28 giugno l'IMU sarà pagato da tutti coloro che hanno o la seconda pertinenza o l'immobile dato in locazione. E qui anche con la seconda grafica possiamo vedere chi invece pagherà l'IMU entro la data di giugno. Quindi chi paga l'IMU a giugno, facciamo il punto. Sì, allora i possessori di immobili dati in affitto, locati, chi ha aree edificabili, quindi terreni che sono considerati aree edificabili, i capannoni industriali, i negozi, gli uffici, l'abitazione principale di lusso, quindi gli A1, gli A8, le ville, i castelli, insomma, anche se saranno pochi probabilmente i possessori, sicuramente forse non sono fra i nostri contribuenti. Sicuramente non è chi si rivolge al CAF. Esatto, rimane la scadenza appunto di giugno. Si era sperato magari di una sospensione anche per i capannoni, almeno per le piccole imprese che fanno appunto del loro lavoro la principale entrata, quindi si sperava in questa sospensione almeno per le piccole imprese. Sì, il sindacato degli artigiani aveva approvato, ma al momento hanno sospeso, però ecco, l'idea del governo sembra quella di tutelare queste situazioni. Certo che adesso sembriamo anche proiettati, perché siamo ancora in attesa della definizione certa. Cosa pagheremo a giugno? Dovremo pagare il 50% dell'anno scorso, questa si spera che sia. Per quanto riguarda le cifre, ci saranno anche delle modifiche rispetto al moltiplicatore specifico, a quegli indici che venivano poi calcolati, certo, e che ricordiamo cambiano anche da comune a comune, perché poi ogni sindaco, se non sbaglio, fa i suoi ritocchi ritocca le cifre. Ad esempio a Padova c'erano state delle differenze tra prima e seconda casa, c'erano stati dei ritocchi. Quindi abbiamo moltissimi comuni che hanno già deliberato, entro il 9 di maggio avrebbero dovuto deliberare, quando ancora si pensava che si pagasse la prima casa. In realtà a noi sembra che dovremo comunque utilizzare le aliquote dell'anno scorso al 50%, vediamo in agosto che cosa pensa il governo rispetto all'impianto dell'intera struttura, e poi a dicembre andremo ad applicare le aliquote 2013 che moltissimi comuni hanno già messo in campo, comunque molti peggiorando, qualcuno migliorando, e lì dipende dalle risorse comunali. Per chi c'è questo grande problema, ovvero chi ha già pagato la rata dell'IMU di giugno e si trova invece tra le categorie che possono usufruire della sospensione, cosa accade e quante richieste, se avete già avuto delle persone che sono arrivate ai CAF presentando questa problematica? A Verona pochissimi, non so, a Verona per fortuna pochissimi. Sì, nel senso che il CAF CISL sconsigliava vivamente la compensazione attraverso il modello 730 dell'IMU, significa che chi aveva fatto la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 ed ha un credito IRPEF, può compensare nel modello 730 il debito IMU. Ora, noi abbiamo sconsigliato a tutti proprio per la non chiarezza riguardo all'argomento, ma ci sono state persone che invece hanno scelto la strada della compensazione. Non rimane altra scelta che ritornare al CAF per rifare il 730, altrimenti quel pezzo di credito IRPEF va perduto, quindi devono precipitarsi negli uffici dove hanno fatto il 730 e dove hanno scelto la compensazione per togliere la compensazione, in modo che a luglio nella busta paga o ad agosto nella pensione abbiano il loro credito completo. Poi a settembre, quando sarà, faranno il calcolo dell'IMU in base. Qualche soggetto che ha davvero pagato l'IMU.
Cioè si è fatto il suo bel F24, è andato in posta, ha pagato, poi quella persona lì aspetta dicembre, vediamo che cosa succede dell'intero impianto ed eventualmente deve fare istanza di rimborso presso il comune dove ha pagato e il comune naturalmente sarà obbligato a restituire se nella situazione del soggetto non bisognava pagare niente. Ah, quindi bisogna attendere fine d'anno per avere anche un... Chi ha già pagato davvero fisicamente, è andato in posta a pagare l'IMU, quello sicuramente deve, potrebbe anche chiedere il rimborso adesso, però non ha senso in questa situazione di pausa. Anche perché appunto si devono attendere i vari ritocchi. Esatto, giusto? per cui entro dicembre, se davvero rimane esente la sua posizione, il comune dove lui ha versato i denari, perché quest'anno ricordiamo che rimane tutto, a parte le categorie, insomma, delle categorie D, quindi delle imprese, l'IMU rimane tutta nel comune, quindi il versamento è stato fatto al comune, sarà il comune che dovrà sicuramente restituire, cosa che faranno senza ombra di dubbio. Chi ha già, che sono le categorie che forse hanno già pagato l'IMU? Qualche pensionato ansioso. Qualche pensionato ansioso. Ecco, magari facciamo anche per loro un appello, comunque spieghiamo anche a loro che devono attendere qualche giorno, dando delle indicazioni, perché magari sono loro proprio le categorie che recepiscono magari con più di difficoltà le direttive, quindi cerchiamo anche di dare qualche consiglio a loro per l'IMU, giusto per fare un po' di chiarezza. Allora, se la sono fatte per conto loro, consiglio caldamente di passare da un CAF per controllare cosa hanno potuto fare. Noi per la prossima settimana saremo operativi, cioè vuol dire che le nostre procedure ci consentiranno di stampare le deleghe, quindi le persone che sono rivolte al CAF che siano tranquille, che arriva o per posta o via mail, chi ha l'indirizzo mail è uno strumento che usiamo molto, arriveranno i pagamenti per i secondi garage e per tutto il resto. La prima casa, anche i nostri software sospenderanno, perché noi abbiamo in realtà moltissime prime case caricate, perché quando abbiamo cominciato a lavorare a marzo non avevamo idea che dopo 2 mesi avrebbero sospeso l'IMU, per cui noi abbiamo moltissime prime case caricate in procedura, verrà tutto sospeso, se li abbiamo già fatta a settembre quando il governo deciderà, automaticamente per quello che riguarda i nostri contribuenti verranno avvicinati da noi con il saldo di dicembre, però speriamo che almeno sulle prime case rimanga la posizione che sono esonerate insomma dal pagamento dell'IMU. Quindi anche per voi comunque un continuo aggiornamento sia di cifre, di numeri, e di call center intasati da persone che ovviamente, vista l'imminente scadenza, perché il 17 giugno è dopodomani, cogliamo magari l'occasione per tranquillizzare un po' tutti, nel senso che il lavoro adesso è da fare, però ad oggi, come diceva Monica, nel 2013 rispetto al 2012 l'IMU che si paga rimane tutta al comune, perché se vi ricordate l'anno scorso il contribuente o i CAF dovevano dividere la cifra attraverso dei codici tributo specifici, la cifra che andava al comune e la cifra che andava allo Stato. Rimane tutto al comune e quindi devono anche dirci con quale codici tributo pagare, ufficializzare il fatto che dovremo usare le aliquote 2012, insomma ci sono un po' di cose ancora da chiarire, che stiano tranquilli perché quasi sicuramente potremo avere un po' più tempo, quindi se la scadenza è il 28 abbiamo il tempo di fare le cose con tranquillità. Ecco, anche se qualcuno da casa adesso vuole fare qualche domanda, insomma, siamo qui. Approfittatene visto che abbiamo 2 esperte che possono darvi tutti i chiarimenti, delucidazioni in questa materia che è veramente... Anche per noi, insomma, che la viviamo, che siamo attenti tutti i giorni, è veramente difficile da comprendere. Intanto io direi di andare avanti, proseguire, perché insomma adesso l'IMU è vero, è importante, ma ci sono anche, questo periodo, ci sono anche le scadenze fiscali, c'è da presentare i modelli per la denuncia dei redditi e anche in questo campo ci sono delle novità per quanto riguarda... Intanto parliamo di scadenze, diamo un po' di date che queste sono importanti e da segnare. Le scadenze di dichiarazione dei redditi ci hanno appena prorogato i termini anche a noi, quindi dovevamo spedire entro il 30 di giugno, adesso abbiamo tempo di farlo fino al 15 di luglio, quindi la persona che non si è ancora avvicinata a noi ha un attimo di tempo in più. In teoria la scadenza per cui il contribuente viene da noi a presentare la dichiarazione sarebbe il 31 di maggio, però andremo tranquillamente fino al 15 di giugno e questa è la prima scadenza, quindi il 7:30. Il modello unico comincia immediatamente successivamente, dopo, quindi noi dal 10 di giugno siamo operativi con l'unico, la scadenza tecnica è il 30 di settembre, però se il soggetto deve pagare delle imposte è meglio che venga prima di subito perché dal 16 di giugno c'è un piccolo aumento, c'è una maggiorazione sulle imposte da pagare, quindi l'unico a debito è meglio farlo prima che si può.
l'unico credito, c'è tempo fino al 30 settembre. Abbiamo parlato di scadenza, ci sono anche delle novità, ci sono degli esoneri per quanto riguarda sempre il 7.30, se non Sì, sbaglio. il 7.30 di quest'anno è caratterizzato da una cosa che forse non molti sanno, nel senso che questa famosa IMU l'anno scorso, che era lo spauracchio di tutti, perché effettivamente si è pagato non tanto sulla prima casa ma sugli altri immobili parecchio, perché i comuni hanno usato le aliquote più alte, insomma la media è 0,86, 0,96. Forse non tutti sapevano che l'IMU però era un'imposta l'anno scorso, che è venuta fuori per il primo anno, che assorbe l'IRPEF. Quindi la novità del 730 di quest'anno è che chi ha per esempio la casa data in uso gratuito, pagando l'IMU l'anno scorso, non deve più pagare l'IRPEF quest'anno. Quindi si tratta di fabbricati non locati, esatto, giusto? Quindi solo i fabbricati dati in affitto scontano due imposte, sia l'IMU che l'IRPEF. Tutto il resto, uso gratuito o altri utilizzi, stiamo proprio vedendo la grafica in questo momento. Vengono inseriti in dichiarazione dei redditi se una persona la deve fare perché ha magari delle spese mediche da detrarsi, però non formano il reddito complessivo, quindi non si pagano più imposte su quel tipo di reddito. Così come una persona che magari doveva fare il 730 solo perché aveva la casa data in uso gratuito, quest'anno non ha più l'obbligo di farlo proprio perché non deve più pagare IRPEF. Ci sono per esempio delle situazioni in cui si può recuperare anche il carico fiscale, quindi la moglie che aveva la casa data in uso gratuito e la cui rendita superava magari il limite per essere fiscalmente a carico, che è sempre 2.840 euro lordi, quest'anno, non essendo più imponibile IRPEF quell'importo, può essere fiscalmente a carico del marito, quindi possiamo far avere dei soldi alle persone, magari non lo sanno, quindi venite ai CAF perché potreste avere anche delle... L'invito è comunque di presentare una dichiarazione dei redditi per poi far valere eventuali oneri, certo, giusto? Per spiegare, sì, così sì. che funziona, che potrebbe avvenire. Quindi l'invito è comunque di rispettare le scadenze e di recarsi al CAF per il 7.30. Certo. Quali anche le spese detraibili, perché poi ci sono anche tutto questo blocco da comprendere. Chi vuole rispondere? È lo stesso. Allora, detraibili c'è di tutto, insomma, anche legato alla famiglia possiamo partire da tutte le spese mediche, abbiamo un po' qualche problema con gli scontrini della farmacia perché negli anni hanno sempre ridimensionato di più, il costo di una farmacia adesso deve avere codici fiscali, quello è scontato, però il parafarmaco non va più bene, il dispositivo medico solo alcuni, quindi devo dire la verità abbiamo qualche difficoltà con il contribuente perché lui porta sempre tutto pensando che sia tutto detraibile e poi in alcune occasioni parte la discussione come se fossimo noi l'Agenzia delle Entrate, invece noi stiamo solo applicando una norma che non abbiamo pensato, perché l'avremmo anche pensata diversa eventualmente, e quello sicuramente è tutto il mondo del sanitario. Poi c'è tutto quello che riguarda l'handicap, quindi le persone che portatrici di handicap possono detrarre dall'apparecchio acustico al cellulare, se hanno problemi al computer, alla macchina, c'è di tutto. Le persone in casa di riposo, che sono spese molto ingombranti per le famiglie, se la persona in casa di riposo è portatrice di handicap, la persona stessa, se ha un reddito abbastanza alto o un familiare, anche se non a carico, può portare in deduzione la quota, naturalmente che la casa di riposo ci dovrà certificare come assistenza specifica, quindi non il pranzo o la cena, ma il fatto che serve una persona qualificata per seguire, c'è il bambino a scuola, c'è l'asilo nido, c'è l'attività sportiva dei ragazzi, l'iscrizione scolastica, le superiori, l'università, il convitto oppure l'appartamento, c'è un po' di tutto insomma. Queste sono soprattutto informazioni che riguardano le famiglie numerose perché anche loro, quelle con più di 4 figli, hanno delle detrazioni, giusto? Sì, hanno 1.200 euro in più rispetto agli altri sulle detrazioni per chi ha più da 4 figli in su. E poi c'è anche la parte che riguarda le ristrutturazioni edilizie, che ci sono delle novità anche. Certo, la novità dell'anno d'imposta 2012, perché ricordiamo che la dichiarazione dei redditi che facciamo quest'anno riguarda i redditi e le spese, i redditi percepiti e le spese sostenute relative al 2012. Dal 26 giugno 2012 la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che aveva un recupero fiscale del 36%,
è stata aumentata al 50%, quindi chi ha fatto spese per ristrutturare l'abitazione praticamente ha un recupero fiscale di metà della spesa in 10 anni, nel senso che è una spesa rateizzata, però è una bella mano che viene data ovviamente alle persone che devono sostenere delle spese per sistemare la casa. Questa detrazione ne approfittiamo per dire che ad oggi, salvo modifiche dell'ultima ora, rimane con il 50% fino al 30 giugno. Sospendiamo un attimo la spiegazione perché c'è una telefonata, quindi sentiamo che domande ci devono fare, poi torniamo su per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Sono Adriana da Verona. Buongiorno volevo Adriana. chiedere una cosa. Dica, quindi la domanda sarà per la Monica Sartori, immagino. Volevo chiedere, siccome io sono pensionata, sono vedova e ho una casa da 4 vani, mi piacerebbe ospitare anche uno studente nella cameretta vuota che ho. Certo. Lo può fare, signora. C'è la possibilità di subaffittare una stanza. Per quanto riguarda l'IMU, comunque rimane casa sua, quindi lei non la paga perché lei comunque vive lì. Per quanto riguarda questo subaffitto magari di uno studente universitario o di un altro soggetto, deve comunque fare quello che fanno tutte le persone che hanno un affitto, quindi deve registrare l'affitto all'Agenzia delle Entrate, pagare le tasse sull'affitto che andrà a percepire, si muove come una persona che ha un affitto regolare, ma si può fare tranquillamente. Si chiama subaffitto di abitazione principale. Si può fare. Va bene, la ringrazio. Grazie signora, quindi abbiamo dato anche altre indicazioni. Continuiamo dunque con per capire per quanto riguarda le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, quindi torniamo a parlare di 7,30, quali sono, continuiamo. Sì, stavo ricordando che la detrazione appunto del 50% rimane fino alle spese sostenute fino al 30 giugno di quest'anno. Poi in teoria dal 1° luglio si ritornerebbe al 36%, quindi chi deve decidere se fare lavori conviene approfittarne, perché sicuramente fino al 30 giugno poi avremo il recupero del 50%, dal 1° luglio dovremo ritornare al 36%. Così come sull'altra grande detrazione in termini sostanziali del 55% per quanto riguarda le spese di risparmio energetico, è in vigore fino al 30 giugno, dal 1° luglio dovrebbe rientrare nel 36%. Quindi ci sono delle novità perché proprio anche il ministro Zanonato ne stanno parlando proprio in questi giorni. Pensano di prorogare fino al 30 di dicembre però. Certo, però ad oggi non c'è ancora. Posso permettermi di integrare una cosa? Allora, lo scorso anno l'Agenzia delle Entrate è uscita con una risoluzione che dice che se la persona fa questo lavoro deve pagare col bonifico bancario, questo lo sanno un po' tutti, però se sul bonifico bancario manca il riferimento della legge, questa spesa è assolutamente indetraibile. È una novità dello scorso anno, mentre noi dal 1998 che c'è questa normativa, prima si poteva fare tranquillamente, è una cosa gravissima perché molte persone hanno speso 10, 15, 20 mila, hanno sbagliato il bonifico bancario, gli salta l'intera detrazione, quindi state attenti a quello che avete fatto, se l'avete fatto nel 2013 si può sistemare, ritorniamo in azienda, facciamo rifare la fattura, rifacciamo il bonifico, vedete di controllare il riferimento della legge della ristrutturazione perché se manca abbiamo scherzato. Ecco, questo è molto importante. Altre principali detrazioni, sempre con l'aiuto della grafica, mi pare abbiamo toccato quasi tutti i punti, ma anche le spese notarili per il mutuo ipotecario, anche questo è un blocco ecco, forse quello che possiamo aggiungere è la detrazione per i canoni di locazione, mentre il resto delle spese sanitarie, scolastiche, eccetera, dobbiamo avere, si chiama in termini tecnici, una capienza IRPEF, cioè bisogna avere un reddito tale per cui paghiamo delle tasse. Allora, sospendiamo, scusate, un altro momento perché c'è ancora un'altra telefonata, quindi con una domanda diamo precedenza a chi vuole, ai telespettatori che vogliono fare delle domande. Buongiorno. 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 Chi parla? Sono Gianna da Verona. Volevo chiederle un'informazione. Ho appena acceso la televisione e proprio oggi alle 3:30 devo andare a fare 7:30. Volevo sapere, ho sentito una bella novità, se anche per me. Io è 30 anni che sto pagando l'IMU in montagna di una casa che non ha reddito, è chiusa perché da quando è morto mio marito non vado più su.
E l'anno scorso ho pagato un aumento addirittura gli altri anni pagavo 61 nel 2011 e 61 a giugno e settembre, l'anno scorso addirittura il doppio, 110 e 110. Ho diritto io, come ha detto adesso che quest'anno che non posso più pagare l'IRPEF. Mi dispiace. Allora, l'IRPEF sì signora, assolutamente. Cioè lei facendo la dichiarazione dei redditi non dovrà più pagare sulla rendita catastale l'IRPEF, la regionale e la comunale su questo valore. Sì. Ecco signora, è stata chiara, quindi è una bella notizia insomma. Continuerà a pagare sì, l'INPS. allora posso oggi pomeriggio dirgli Sì, ma questa cosa insomma. se lei va al CAF vedrà che la procedura Sì, è già CAF, farà sì. tutto automaticamente il programma, perché appena mettiamo il codice della casa vuota Sì, automaticamente non si paga più. Penso che lo sappiano. Sì, sì, lo anche sanno. loro. Lo Se vai sanno. al CAF Grazie, CISL, sì. grazie mille. Arrivederci, buongiorno. Allora siamo in chiusura, abbiamo solo il tempo, qualche Sì. istante per chiarire quella cosa che avevamo solo Esatto, reso volevamo degli dire affitti. sui canoni di affitto, non è necessario avere un reddito per cui si pagano tasse, quindi anche chi ha la pensione minima dei 6.500 euro che non pagano tasse, non possono recuperarsi gli scontrini della farmacia, possono recuperare invece l'importo relativo all'affitto, cioè se hanno un canone, un contratto di affitto in base alla legge che ormai ce l'hanno quasi tutti, possono recuperare 150 o 300 euro, nel caso della pensione minima 300 euro, e hanno un rimborso direttamente nella pensione di agosto. Allora, linea diretta termina qui, insomma speriamo di aver dato il nostro contributo, di aver fatto chiarezza in materia di fisco e in questo periodo che insomma ci sono delle scadenze importanti. Ringrazio le mie ospiti Monica Sartori e Michela Zorzetto, e anche a voi una buona giornata e un buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.